Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Molte le notizie di cronaca per questa giornata che purtroppo vede in primo piano la morte di madre e figlia nell'incendio della loro abitazione a Cerea, e tra poco ci collegheremo con Marta Zatta che si trova per noi sul posto. Ma tra le molte notizie di queste ultime ore nella nostra regione c'è anche quella che purtroppo sta tenendo banco da troppo tempo, quella delle truffe che prendono di mira soprattutto le persone anziane, un fenomeno in continua crescita. Per parlare di questo ci colleghiamo con la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso, dove c'è Daniela Sizzia. Buongiorno Daniela. Buongiorno Marta, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, come hai detto tu, tante, troppe le truffe, purtroppo sempre in aumento, e le persone più colpite, come dicevi, sono le persone più fragili, gli anziani che purtroppo cadono nella trappola di questi malviventi. Abbiamo visto le più disparate truffe dalla tecnica della ballerina con il messaggio che arriva a WhatsApp da amici, in realtà poi sono truffe, alle chiamate da parte di fantomatici carabinieri. E anche abbiamo visto purtroppo ritorna quella della tecnica dell'abbraccio, l'abbiamo visto con l'anziano colpito ad Asolo. Una situazione e un fenomeno che non accenna a diminuire nonostante gli appelli continui delle forze dell'ordine, che chiedono sempre di avvertire per qualsiasi cosa, di chiamare i numeri di emergenza per evitare poi di ritrovarsi in questa situazione. Noi siamo con il tenente colonnello Stefano Mazzanti del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Intanto buongiorno e grazie. Buongiorno a voi, grazie dell'ospitalità. Qual è in questo momento la truffa che è più utilizzata? Perché purtroppo durante il tempo ne cambiano. Allora, faccio un piccolo preambolo. In realtà, come termini assoluti, come numeri assoluti, il 2025 ha fatto registrare un lieve calo del numero delle truffe. Chiaramente la nota dolente è che negli ultimi giorni effettivamente abbiamo riscontrato una recrudescenza del fenomeno, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti, in particolare, come diceva lei, quella truffa che viene fatta spesso su WhatsApp, in entrambi i casi. Parliamo sia della truffa dove viene richiesto di fare un bonifico per diciamo aiutare una persona in difficoltà, come capita in questi giorni, e che ha visto anche diciamo persone istituzionali coinvolte in questo tipo di truffa, e soprattutto anche per quanto riguarda i servizi interbancari. Ultimamente stiamo registrando alcuni aspetti che riguardano una società di servizi interbancari, la Nex in particolare, che attraverso un servizio, una tecnica che ho detto spoofing, fanno arrivare sugli SMS di alcuni dispositivi cellulari una richiesta di spostare il conto corrente, il denaro che è sul conto corrente, perché quel conto corrente è sotto attacco hacker. Ecco, in questa circostanza vorrei richiamare un po' tutti gli ascoltatori al fatto che di non prendere per oro colato anche quando si ha un numero che sia in rubrica, che è conosciuto, di fare sempre comunque una controprova, perché oggi è abbastanza usuale trovare nei propri cellulari qualcuno che si intrufola, specialmente quando non abbiamo, come dire, una protezione ampia. Se andiamo a guardare, la maggior parte dei nostri dispositivi cellulari è aperta a tutti, e quindi dobbiamo essere un po' più attenti anche in questo, ma come dicevo fare sempre una controprova, cioè chiamare l'interessato per capire se effettivamente è in un momento di bisogno o se in realtà probabilmente qualcuno si è intrufolato nel dispositivo cellulare per compiere questo tipo di truffa.
Quante segnalazioni più o meno ricevete voi al giorno di questo tipo? Ma allora, segnalazioni ne arrivano, tenga presente che molti a volte sono anche portati per un senso di vergogna a non denunciare, quindi questo è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione, quindi quel famoso numero scuro da un punto di vista statistico che rileva la persona che non denuncia non è chiaramente quantificabile. Diciamo che nell'ambito di una giornata, attraverso un sistema informativo che abbiamo anche a livello interregionale, comunque arrivano una decina di segnalazioni al giorno per questo tipo di truffe. Soprattutto gli anziani, l'abbiamo visto purtroppo anche negli ultimi giorni, sono quelli che cascano proprio in queste trappole. Beh sì, in realtà chiaramente gli anziani sono un obiettivo preferito, no? Perché hanno una minorata difesa dovuta alla condizione anche a volte di fragilità, di solitudine, di isolamento, quindi tutto questo rende più facile gli autori del reato di far leva su questi sentimenti per poter poi carpire le informazioni o addirittura a volte anche il denaro, i risparmi di una vita che vengono poi consegnati nelle mani di questi soggetti. Ecco, l'appello è sempre lo stesso, quello di non fare nulla di quello che vi viene chiesto, ma quello di allertare o la persona che vi manda un messaggio oppure allertare proprio le forze dell'ordine per fare insomma un accertamento. Sì, ribadiamo di nuovo che i servizi istituzionali, chi fa servizi alla persona come servizi di sicurezza, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato o tutte le altre forze di polizia, ma soprattutto anche i servizi municipalizzati, non richiedono denaro a domicilio, assolutamente una cosa vietata che non si può fare, quindi quando ci sono questo tipo di comportamenti dobbiamo drizzare le orecchie e dobbiamo capire che probabilmente c'è qualcosa che non va, ed è sempre opportuno fare una verifica, quindi nel caso qualcuno vi chiami dicendo che è un maresciallo dei Carabinieri o comunque è un appartenente a un'istituzione, avete il diritto, ribadisco, avete il diritto di chiamare il 112 e di chiedere se la conferma di quel comportamento è esatto o meno. Ecco, è fondamentale quello di non aprire a nessuna persona sconosciuta, ma magari di chiamare qualche parente prima per evitare proprio di far entrare poi queste persone che con una scusa o l'altra poi riescono ad entrare, rubarvi l'oro e poi scappare. Insomma, lo si dice, si cerca di fare davvero di tutto, però sono davvero, questi truffatori si stanno specializzando ancora di più. Guardi, è una corsa contro il tempo, perché come dicevo prima la nota positiva è che nel 2025, grazie anche all'apporto dei media, al fatto che abbiamo avuto la possibilità di fare campagne di informazione anche tra virgolette porta a porta, quindi incontrando le comunità degli anziani nelle località, nei comuni, ci ha consentito di porre un po' un contrasto. È una corsa contro il tempo, ribadisco, perché purtroppo ogni volta che si trova una contromisura viene messa un'altra tecnica che ci costringe a rincorrere questo comportamento e a contrastarlo con ogni mezzo. Grazie davvero, grazie comandante. Dal comando provinciale dei Carabinieri è tutto, io Marta ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Noi continuiamo a parlare di questo tema perché ci arriva una notizia dal Bellunese. Dopo la truffa ingente, lo ricorderete un paio di settimane fa a Belluno, quando un'anziana signora consegnò ai truffatori gioielli per un valore di circa circa 30.000 euro, successivamente sono giunte al 103 altre chiamate per tentata truffa da parte di soggetti che avevano ricevuto telefonate da persone che si presentavano come appartenenti alle forze di polizia, riferendo a situazioni emergenziali di pericolo per i parenti. E negli uffici della questuria si è poi presentato un signore pluriottantenne che ha raccontato di essere stato vittima di una tentata truffa perpetrata da ignoti che hanno raccontato che la targa dell'auto di un parente era stata clonata ed utilizzata per commettere un reato. Tutto questo naturalmente per convincerlo a consegnare monili e denaro a titolo di riscatto.
fatto. Una delle metodologie, quindi l'abbiamo sentito, più utilizzate dai truffatori è proprio quella del finto appartenente alle forze dell'ordine. Sentiamo cos'è accaduto a Vicenza. La truffa del finto carabiniere torna a colpire. La vittima però non ci casca e arriva la polizia. Succede a Vicenza. Un'anziana riceve una telefonata da un uomo che si qualifica come appartenente ai carabinieri. Nel corso della conversazione telefonica invita la signora a raccogliere i propri ori e il denaro, annunciandole che i militari avrebbero effettuato una verifica nel suo appartamento per confrontare i preziosi e le banconote con quelli sottratti durante una rapina consumata in città. Scatta la segnalazione alla questura per la truffa a danno dell'anziana. Gli agenti si appostano vicino all'abitazione della vittima e qui notano passare un'auto a noleggio con 2 uomini a bordo. Viene diramata una nota di ricerca della vettura che viene successivamente rintracciata dalle volanti con all'interno i 2 sospetti, un 48enne e un 72enne italiani. Dagli accertamenti investigativi emergono gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti. Scatta la denuncia in stato di libertà per tentata truffa aggravata. Nei loro confronti il questore di Vicenza dispone anche un foglio di via obbligatorio da Vicenza per 2 anni. Ed ora andiamo a Cerea, ne abbiamo parlato in apertura del telegiornale, c'è stata questa tragedia che si è verificata ieri sera, un incendio in un'abitazione nel quale hanno perso la vita mamma e figlia. Ci aggiorna in diretta Marta Zatta. A te, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, una tragedia ieri sera qui in Via dei Mori, in località Cherubine, siamo nel comune di Cerea, nel Veronese. Madre e figlia hanno perso la vita all'interno della loro abitazione alle nostre spalle, è andata a fuoco. Al momento l'origine del rogo non è ancora chiara, i vigili del fuoco stanno lavorando per capire se sia dovuto a un probabile cortocircuito. È arrivato proprio anche in questo momento il NIA, il nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco. I vigili appunto hanno lavorato tutta la notte, l'incendio, l'allarme è scattato intorno alle 20 e parlavamo proprio prima con i vigili del fuoco, hanno detto che hanno lavorato fino alle 2 di notte e ora stanno appunto rientrando per capire a cosa sia dovuta questa tragedia. Noi ovviamente non possiamo avvicinarci perché stanno lavorando, ma hanno detto che l'interno della casa è andata insomma completamente bruciato. Ecco, le vittime sono madre e figlia, la figlia si chiamava Luisa Ziviani di 73 anni e la madre Carmella Dian di 93 anni. Ecco, secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che la figlia abitualmente andasse a trovare la madre appunto per assisterla durante la notte, essendo appunto molto, molto anziana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnago e Bovolone con il supporto di Verona e anche quello di Padova, oltre chiaramente alle forze dell'ordine che insomma hanno cercato di chiarire la situazione. Io in questo momento, infatti adesso potete vedere le immagini di Federico Cibotto, appunto dei vigili del fuoco al lavoro, io in questo momento sono in compagnia del sindaco di Cerea, Marco Franzoni. Sindaco, grazie per essere stato qui, insomma una tragedia che colpisce la sua comunità. Lei non mi diceva che non conosceva direttamente le vittime, però aveva avuto insomma un incontro fatalità anche qualche giorno fa. Sì, proprio di recente siamo dispiaciuti, insomma sono venuto ad esprimere il cordoglio di tutta la comunità che è scossa da questa tragedia, insomma. E proprio pochi giorni fa in Area Expo ci siamo tenuti una cerimonia pubblica e avevo avuto modo di conoscere la figlia Luisa e suo marito proprio per celebrare il 50° anniversario di matrimonio ed era stato un momento anche se breve, intenso e significativo per sottolineare il valore alla quale anche loro credevano della famiglia e della stabilità, e in questo senso qua oggi essere qui a pensarli e a pensare a questa tragica fine insomma fa male a tutta la comunità. Credevano nella famiglia, la dimostrazione era anche quella appunto del comportamento che la figlia aveva nei confronti della mamma, che nonostante fosse
tempo sufficiente, veniva tutte le sere ad accompagnarla, ad accudirla durante la notte, insomma non aveva patologie particolari, mi dicono, e in questo senso qua c'era solamente tanto affetto e una famiglia unita, e per questo tutta la comunità di Cerea a maggior ragione si unisce con il massimo affetto a tutti i familiari. Sindaco, io la ringrazio. Ora ovviamente noi seguiremo la vicenda anche per capire insomma se effettivamente la causa di questo rogo sia dovuta a un cortocircuito. Ora è troppo prematuro, insomma i vigili del fuoco sono a lavoro proprio in questo momento, ma tutti gli aggiornamenti nelle edizioni serali del nostro telegiornale. Ti ridò la linea. Grazie a Marta Zatta, noi proseguiamo con la cronaca. Si parlava di truffe che si concretizzano nei modi più diversi e molto spesso poi finiscono per tramutarsi in furti o rapine, quanto accaduto ad Asolo, dove un 82enne è stato derubato dalla catenina sfilatagli dal collo da una persona che ha finto di chiedere indicazioni stradali. E continuava sempre a mettere: ma cosa stai facendo? Bagnaga per la mente, cioè, pensavo una roba del genere. Le sono bastati 5 minuti per rubargli la collana. Vittima un 82enne di Asolo. L'anziano stava lavorando nel campo dietro casa come ogni giorno quando la donna si è avvicinata. Bionda, sulla trentina, molto gentile e alla mano. Aveva bisogno di indicazioni. Si è trovata questa persona, questa ragazza, avevo 30 anni, pensa poco. Aveva un bigliettino in mano rosa per un'informazione per una via. Ma mica via là non ho mai vista. Vabbè. E mi chiama, io ero dentro, ho visto che chiacchierava con quello, ho sentito tutto sul colpo. Lasciami stare, cosa mi fai? Subito fuori ho fatto: ma cosa stai facendo? Ma con voce forte, no? Ah, niente, io volevo... Vabbè, chiacchierava così e mi ha chiesto un bicchiere di acqua. Sono venuta dentro a prendere il bicchiere d'acqua, tutto sul colpo sono venuta fuori, come sono arrivata davanti alla porta, lei non c'era più. Il marito per istinto ha messo la mano sul collo, no? Perché lei prendeva sempre la mano sul collo. Ah, frega la collana. Mi ha portato via la collana, non era una collanina, era una bella collana. È successo verso le 11:30 del mattino, lei non era da sola, probabilmente un complice la stava aspettando in auto. I coniugi hanno provato a rintracciarla, ma niente da fare. Resta lo shock per quanto accaduto. Il mio istinto, mamma mia, ha fatto, un dubbio, se era un spintone va per terra e si fa male, c'era un grande sasso, la batteva la testa a Dio. Comunque è stato un po' scioccante proprio, forte. E ancora truffe, fenomeno davvero in crescita esponenziale. Se ne parlava prima con il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, quella dei profili WhatsApp hackerati, e è successo anche al sindaco di Castelcucco, Paolo Mares. Mi telefona un amico che mi chiede se ho bisogno di soldi, e io gli chiedo: ma così stralunato perché? E mi fa: cosa sta succedendo? Perché mi è arrivato un messaggio dove tu praticamente avresti bisogno, se stai dal notaio, avresti bisogno di 1.000 rotti euro o qualcosa del genere. È successo qualcosa? Io ho detto: no, assolutamente nulla di tutto questo. Ha trascorso la sua giornata al telefono Paolo Mares, sindaco di Castelcucco, rassicurando i suoi contatti di non aver affatto bisogno di soldi, che non c'era nessuna spesa imprevista, nessun notaio da pagare con urgenza. Eppure il messaggio che vedete è partito dal suo account WhatsApp e ha raggiunto diverse persone, tutte chiamate con il loro nome, evidentemente quelli indicati nella rubrica. È stato un incorrersi di telefonate continuamente e mi sono reso conto che purtroppo ero stato vittima di hacker, e così che ho chiamato subito la polizia postale, che mi ha detto come mi dovevo comportare sostanzialmente. Mares a questo punto fa 1+1, anche lui nei giorni scorsi è stato vittima della cosiddetta truffa della ballerina, e questo dopo aver attivato un link che gli era stato inviato da un amico
amico, a sua volta hackerato, che chiedeva di votare per la figlia impegnata in un concorso di danza. Cosa che ho fatto incautamente aprendo quel link là, e conseguentemente secondo me poi sti filibustieri hanno approfittato della situazione di uno sprovveduto come me per praticamente hackerare il mio stato di WhatsApp. La storia di Mares non è affatto rara. Anche Emanuele Loperfido, commissario di Fratelli d'Italia a Treviso, è stato hackerato. Dal suo WhatsApp è partita la richiesta di denaro per pagare il dentista. Dalle associazioni dei consumatori l'appello è quello di prestare la massima attenzione, di non attivare in particolare link minimamente sospetti. E la cronaca ci parla ancora di morti sul lavoro. Un operaio di 31 anni, originario della Nigeria, ma domiciliato a Nogara, è morto ieri poco dopo le 12 in un'azienda avicola di Isola della Scala nel Veronese. Il giovane si trovava vicino al motore che aziona il nastro trasportatore per la raccolta e il trasporto delle uova. Sarebbe rimasto impigliato con i vestiti nel macchinario senza riuscire a sfuggire dalla presa, che non gli avrebbe quindi lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elicottero di Verona Emergenza. Purtroppo però per l'operaio non c'era più nulla da fare. Le cause e la dinamica del tragico incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spisal dell'ULS 9 Scaligera. Ed è stato identificato l'anziano ciclista travolto e ucciso da un SUV all'altezza di Pieve di Curtarolo mentre tentava di attraversare la Valsugana 3 giorni fa. Si chiamava Ermenegildo Favaro e aveva compiuto 70 anni proprio lo scorso 12 febbraio. Fondamentale per l'identificazione la segnalazione che è stata effettuata da alcuni volontari dell'Auser di Piazzola sul Brenta che consegnavano a Favaro pasti a domicilio. Si sono accorti che da martedì l'uomo non ritirava più i pasti che lasciavano davanti alla porta del suo appartamento e così hanno avvertito la polizia locale del Medio Brenta dopo i numerosi appelli che erano stati fatti dalla sindaca di Curtarolo per cercare di dare un nome ed un volto alla vittima della strada. E proprio sulla Valsugana questo tragico incidente pone ancora una volta l'accento sulla Valsugana. Dopo l'appello lanciato la scorsa settimana dagli industriali interviene l'assessore regionale al commercio Massimo Vitocci. Si sta lavorando adesso con la provincia, c'è sempre in piedi questa proposta che abbiamo fatto ad ANAS per l'acquisizione della 47. C'è un problema relativo al fatto che le manutenzioni devono essere poi coperte in sede di bilancio e quindi questo è un po' il tema, ma affronteremo con ANAS e con Provincia nelle prossime settimane il tema sulla risoluzione di alcuni temi e alcuni punti critici della 47, alcune rotatorie troppo piccole, alcuni svincoli che ci sono e che non dovrebbero esserci, alcuni semafori anche là che in una strada così trafficata. Ed ora andiamo a Venezia. Vedo che abbiamo in collegamento la nostra Ilaria Marchiori per parlare degli insulti razzisti alla Maria del Carnevale, arrivati dopo l'elezione. A te Ilaria, buongiorno. Buongiorno anche a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Non sono passati nemmeno 2 giorni dall'elezione, o meglio lunedì sera l'elezione e poi la sfilata martedì, l'ultimo giorno di Carnevale in piazza San Marco, che sono già arrivati commenti razzisti sui social nei confronti di Martin Diop Bullo, la Maria del Carnevale 2026. Allora, partiamo subito col dire che sono già arrivate le dichiarazioni da parte del Presidente della Regione Alberto Stefani, in cui esprime massima solidarietà nei confronti di Martin da parte di tutti i veneti. Qui insieme a noi c'è invece Giovanni Giusto, consigliere delegato alle tradizioni del Comune di Venezia, ma soprattutto in questo caso uno dei membri della giuria. Allora voi, Giusto, Martin, l'avete voluta a gran forza, insomma si potrebbe dire un voto quasi unanime tra tutti i giurati, come abbiamo sentito nei giorni scorsi. Tra i tanti commenti, tra i tanti insulti
insulti razzisti si dice Martin non rappresenta la venezianità, ma non è così. Allora, io proprio non riesco a capire certe dichiarazioni, va bene, e mi indigno anche leggere o sentire certi termini usati, non si sa nemmeno perché obiettivo poi tra l'altro, no? Martin Bullo, del cognome, cioè Bullo, già questo basterebbe, veneziana di generazioni, la nonna che ha fatto i salti mortali quando ha saputo che è stata eletta Maria dell'anno, perché c'ho l'orgoglio veneziano di un territorio che ha 1600 anni di storia, ce l'abbiamo dentro tutti, no? E Martin comunque risponde perfettamente a quelli che erano i requisiti per poter partecipare a questo concorso, cioè l'elezione della Maria dell'anno, che poi non è un concorso di bellezza, attenzione bene, no? Quelle erano le regole, lei ci entrava a bomba dentro e quindi ha potuto partecipare. Ha vinto? Qua mi sa che un po' di gelosia, no? O qualcosa del genere possa anche entrare, perché altrimenti è veramente tutto assurdo. Abbiamo eletto quella che corrispondeva non soltanto alla bellezza ma anche alle caratteristiche che portavano, con varie tipologie di selezione eccetera, ad avere quella più completa, e lei corrispondeva in pieno. Mi dispiace molto per lei, perché si rischia di andare a guastare quello che però è inguastabile, una vittoria su tutti i fronti, la giuria è stata quasi unanime, va bene, anche se non potrei dirlo, ma comunque è andata così, quindi insomma era lei quella sicuramente predisposta ad essere eletta, va bene, ma invece vorrei concludere dicendo un qualcosa di veramente più serio, che non queste cose che fanno male poi tra l'altro alla nostra comunità, credetemi, no? Che la stessa indignazione, se non più forte, io la vorrò vedere a fine maggio alle elezioni del Comune di Venezia, all'amministrazione comunale entrante, dove alcuni partiti, sia da una parte che dall'altra, hanno già dichiarato che all'interno delle loro liste c'erano rappresentanti di comunità che lassì non hanno nulla a che vedere con la nostra storia e la nostra tradizione, che magari se eletti entreranno ad imporci le loro culture, le loro storie e le loro tradizioni, e se saremo in minoranza dovremmo anche ad accettarle, anzi a subirle. Allora sì cambierà la continuità di quella che è una storia che dura 1600 anni, dove Venezia comunque ha sempre accettato tutti purché rispettassero le loro regole. Là a Palazzo Cafarsetti è il palazzo delle regole, e se le dettano loro allora sì potremo dire che Venezia finisce, perché quando togli via un sistema di vita, una tradizione, va bene, cambi l'anima di una città unica al mondo quale è appunto Venezia. Là vi vorrò vedere, vediamo, l'indignazione si uscirà. Tra l'altro, se mi permettete, gli ultimi 30 secondi vorrei specificare che Martin non è la prima ragazza di colore eletta Maria, torniamo indietro nel tempo, il 2006 con Anna Tonello, come ci ha voluto specificare anche la presidente del concorso Maria Grazia Bortolato. E tra l'altro vogliamo dire che nella tradizione veneziana in realtà parliamo dei Mori. Guarda, c'è uno su tutti, le foto una volta erano i dipinti che venivano fatti, no? E a fine del 1400 noi abbiamo una bellissima immagine col punto di rialto che era ancora in legno, no? E davanti una nuvola di gondole, quelle che erano le gondole dell'epoca, le barchette, va bene, con i gondolieri che transitano davanti per un evento che era un evento dedicato alla croce. C'è uno dei più antichi gondolieri che è nero di colore. Di cosa stiamo parlando? Dai! Ecco, quindi chi ha parlato evidentemente non conosce bene quanto lei la tradizione e la storia di Venezia. Giovanni Giusto. Io ho contattato anche Martin personalmente, lei non rilascerà dichiarazioni o interviste, però ha detto una cosa, ha detto: io mi sento venezianissima e sono contenta perché i commenti positivi che ho ricevuto sono senz'altro nettamente più di quelli negativi, e questo mi permette di andare avanti. Quindi anche un esempio per tutti di non voler fomentare le polemiche e di ringraziare soprattutto chi le è stato vicino e le ha mandato tanti messaggi positivi, soprattutto dopo la sua elezione. Ringrazio Giovanni Giusto, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Ilaria Marchiori con Alberto Pivetta per la parte tecnica. Noi continuiamo con la cronaca giudiziaria da Treviso, l'omicidio di Lorenzo Cristè, al delitto, lo ricorderete, davanti alla baita al lago di Castelfranco lo scorso 4 maggio. La Procura di Treviso ha notificato la chiusura indagini. 7 giovani andranno a processo. Sin dall'inizio di questo procedimento, sin dal momento dell'arresto, dopo e grazie alle indagini difensive che avevamo fatto, avevamo dimostrato, avevamo già dichiarato e riteniamo dimostrato il fatto che Rouaji non avesse un coltello e non avesse colpito. L'altro indagato è quello che, secondo le nostre valutazioni iniziali, anche su dichiarazioni di Rouaji, aveva compiuto il ferimento mortale e gli altri ferimenti. Quindi contestare oggi al Rouaji ancora il concorso in omicidio a me pare una importante forzatura da parte della Procura trevigiana. Sulle tracce ematiche rilevate dal RIS di Parma sul coltello dell'omicidio, l'avvocato Crea non ha dubbi. Come tracce ematiche sono state trovate degli altri 5 feriti e del ragazzo deceduto, quindi la traccia ematica sulla lama del coltello non è indicativa dell'utilizzo del coltello, tanto è vero che non viene contestata a Rouaji l'utilizzo del coltello. Il reato di porto di coltello viene contestato soltanto al coindagato, quindi la presenza della traccia ematica non è un elemento significativo, anzi va ad escludere, a corroborare la nostra tesi della totale assenza di azione lesiva da parte del Rouaji. Ecco, come è arrivata però la traccia ematica nel coltello? Ma in quel frangente c'è stata un'importante rissa, tanto è vero che viene contestato il reato di rissa anche a carico dei ragazzi feriti. E quindi è chiaro che in quel contesto l'azione da parte di colui che agiva con il coltello ha portato al ferimento di diversi soggetti, compreso anche il Rouaji. Da qui si spiega la traccia ematica. Sui messaggi ritrovati nel cellulare del suo assistito, l'avvocato spiega. Questa è una delle indagini difensive che avevo fatto e avevo proposto al pubblico ministero di fare attraverso il sequestro dei cellulari, perché sapevamo che Rouaji aveva chiesto ad un amico di portare un coltello. Il coltello non è mai arrivato, ma il fatto di chiedere di portare un coltello ad un amico è la dimostrazione del fatto che lui il coltello non l'aveva, come abbiamo dichiarato all'inizio e come le indagini hanno dimostrato. Ed ancora cronaca dalla provincia di Treviso, momenti di paura la scorsa notte, poco prima delle 3, quando un'auto ha preso fuoco mentre percorreva la tangenziale di Treviso in direzione Paese. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha subito provveduto a spegnere l'incendio. Il conducente è riuscito a scendere dal veicolo e a mettersi in salvo prima che ovviamente le fiamme divampassero e divorassero completamente il veicolo. Sul posto anche la polizia stradale del SUEM 118. Ed ora andiamo a Revine Lago, sul Pian delle Femmine, dove ieri c'è stata una tragedia. Un uomo si è accasciato per un malore improvviso e fatale. Giorgio Da Rossa aveva 65 anni. Era andato assieme ad un amico a passeggio, entrambi con i rispettivi cani. Si trovava nei boschi sopra la località Vizza quando improvvisamente si è accasciato al suolo. Giorgio Da Rossa, 65 anni, di Vittorio Veneto, è stato colto da un malore improvviso e fatale. La tragedia è avvenuta poco prima di mezzogiorno. A lanciare l'allarme l'amico che si trovava con lui e che ha cercato di avviare le pratiche di rianimazione cardiopolmonari. Sul posto sono giunti in poco tempo i tecnici del soccorso alpino ed il medico del SUEM 118. Purtroppo per il 65enne non c'è stato nulla da fare. La salma è stata recuperata e trasportata presso l'ospedale di Vittorio Veneto. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri che hanno informato la procura di Treviso. Nelle prossime ore sarà firmato il nulla osta per le esequie.
Ed ancora incidenti stradali, scontro in via Roma Trevignano ieri pomeriggio tra un'auto con a bordo una coppia di Noale con il cannolino ed un furgone Amazon. Il bilancio complessivo è di 3 feriti di media gravità, violento l'impatto tra i due mezzi, col furgone finito contro la pensilina della fermata del trasporto pubblico, andata distrutta. Fortunatamente al momento dell'incidente non c'era nessuno ad aspettare il bus. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno estratto i passeggeri. L'autista del furgone è stato trasportato in elicottero a Treviso, la coppia accompagnata in ambulanza al pronto soccorso di Montebelluna. Necessario da parte dei pompieri mettere in sicurezza anche una cabina dell'Enel. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge. Ed è stata dimessa dal reparto di pediatria dell'ospedale San Giacomo di Castelfranco la ragazzina di 14 anni caduta lunedì pomeriggio da una giostra del Luna Park allestito in piazza Giorgione in occasione del carnevale. La giovanissima è caduta dal seggiolino precipitando da un'altezza di 4 metri. Immediati soccorsi con il trasporto in ospedale, dove la ragazzina è stata ricoverata a scopo precauzionale per essere tenuta in osservazione. Intanto proseguono gli accertamenti sull'episodio. La procura ha aperto un fascicolo per cercare di ricostruire quanto successo sotto la lente, cintura e maniglione di sicurezza, quelli che avrebbero dovuto trattenere appunto sul seggiolino la 14enne. Ed ora andiamo nel bellunese per parlare dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla nostra regione. Pioggia forte in pianura, neve anche a quote basse su Prealpi e Dolomiti. Dalla stazione di Feltre abbiamo in collegamento la nostra Tiziana Bolognani in un paesaggio imbiancato che vediamo alle tue spalle. A te Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno Marta. Paesaggio imbiancato, tutt'altro che primaverile rispetto a quanto avevamo visto nelle scorse giornate, e devo dirvi che soprattutto la zona della bassa provincia di Belluno a patire le maggiori conseguenze di questa ondata di maltempo, che era stata abbondantemente preannunciata da ARPAV anche nella giornata di ieri, che parlava di probabilità di nevicate anche a quote molto basse, con momenti di stallo per poi riprendere, con momenti di tregua per poi riprendere da un'altitudine certamente superiore, sopra i 1000 metri di quota. E invece dalle prime ore di questa mattina la neve è caduta abbondante in Valbelluna. Parliamo di un'altezza di quasi una decina di centimetri, soprattutto nel Feltrino e verso Arsiela, Valsugana, dove ci sono dei problemi anche alla circolazione stradale, soprattutto alla galleria diciamo di Arsier, che è percorribile solo verso sud, e verso nord invece è bloccata a causa di camion che si sono messi di traverso. Questo perché, lo ripetiamo sempre, le dotazioni invernali che sono obbligatorie non vengono montate, o le indicazioni non vengono rispettate. È accaduto anche sulla provinciale numero 1 all'altezza di Quero. Anche in questa occasione parliamo di mezzi pesanti di traverso, con naturalmente problemi alla circolazione, e parliamo anche di incidenti stradali. Un incidente stradale in galleria all'uscita della A27, questo probabilmente a causa della velocità, uno scontro stradale a causa della velocità. E vi riferiamo anche, perché per l'appunto siamo in stazione a Feltre, che attualmente RFI ha comunicato di avere sospeso la circolazione ferroviaria lungo la tratta Padova-Montebelluna-Calalzo per l'abbondante nevicata che ha causato problemi lungo la linea fra Busto
Brusche e Santa Giustina, e quindi ci sono problemi. Tutto questo è iniziato a manifestarsi attorno alle 11 di questa mattina. RFI naturalmente è al lavoro con il proprio personale tecnico e verremo a sapere certo di qui a poco se e quando la circolazione ferroviaria potrà riprendere tranquillamente. Vi ricordo che le auto, i mezzi vengono controllati in appositi luoghi della provincia di Belluno, vengono controllate le dotazioni invernali e non ci stancheremo mai di ripeterlo. Per obbligatorietà si intende che se non si hanno le gomme, i pneumatici da neve, ma si hanno le catene a bordo, le catene debbono essere montate, non debbono restare nei bagagliai delle auto, dei furgoni, dei mezzi di trasporto, e che soprattutto ricordiamo pure che quando ci sono le nevicate, moto e motorini non possono circolare. Questo a tutela evidentemente dell'incolumità di chi possiede mezzi a due ruote, ma anche invece di chi potrebbe imbattersi in moto o ciclomotori che potrebbero essere causa anche di scontri, di collisioni lungo le strade. La situazione è tenuta sotto osservazione e ANAS sin da ieri ha garantito la sua presenza sulla sua strada di competenza, che è la statale 51 di Alemagna, con naturalmente gli spazzaneve che sono all'opera, spazzaneve con lo spargimento anche di sale e di ghiaino. Noi crediamo, viste anche le previsioni per la giornata di domani, che tutto potrebbe risolversi entro la serata di oggi. Marta da Feltre è tutto. Ti restituisco la linea assieme a Stefano Bozzi. Tiziana Bolognani, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca, andiamo a Bassano del Grappa, vedo in collegamento la nostra Monica Smiderle per un episodio che sta facendo parecchio discutere. Ladri arrivati in treno e che fortunatamente sono stati incastrati proprio dal biglietto non pagato. A te Monica, buongiorno. Buongiorno a te Marta, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Allora, ci troviamo all'interno della stazione ferroviaria di Bassano del Grappa per raccontarvi in realtà due storie di cronaca. La prima riguarda appunto ladri che sono arrivati in treno qui a Bassano del Grappa per compiere un furto all'interno di un esercizio commerciale, che sono stati incastrati dai sistemi di videosorveglianza posti all'interno dei treni regionali, ma soprattutto dal verbale che è stato compilato da Trenitalia perché non avevano pagato il biglietto. E poi parleremo con il sindaco di Valbrenta, che ringrazio, Luca Ferrazzoli, anche del tema furti in abitazioni in Vallata. Partiamo dalla prima notizia, appunto l'identificazione di questi tre ladri che hanno messo a segno un furto ai danni di un esercizio commerciale in pieno centro storico in città. Sono riusciti a sottrarre 500 euro in contanti dal registratore di cassa di questo esercizio commerciale che si trova in Piazza Libertà. Sono scattate le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia di Bassano del Grappa, che hanno anche visionato i file registrati dai sistemi di videosorveglianza della stazione ferroviaria e quelli registrati dai sistemi che si trovano a bordo dei treni regionali. I responsabili del furto, tre ladri, sono stati riconosciuti dai titolari del negozio perché avevano viaggiato proprio su un treno regionale
finale, arrivando in questo punto qui nella stazione ferroviaria di Bassano del Grappa. Per dare un nome e un cognome a questi 3 ladri sono saltati fuori i verbali compilati dai referenti di Trenitalia, dai controllori di Trenitalia, perché i 3 non avevano pagato il biglietto e quindi insomma queste 3 persone, gli autori del furto, sono stati denunciati dagli agenti di polizia e dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato. Si tratta di 3 cittadini rumeni di 25, 26 e 31 anni, già noti alle forze di polizia per reati legati ai furti all'interno di esercizi commerciali, di negozi. Sono anche colpiti da foglio di via obbligatorio dal comune di Lodi. Di fatto si tratta di persone senza fissa dimora. Poi il secondo filone di oggi dal territorio bassanese riguarda i furti in abitazione. È un'ondata che sembra davvero non finire mai, è da mesi che ne parliamo, è un territorio particolarmente battuto. Gli ultimi 2 casi si sono registrati a San Nazario, che fa parte appunto del comune di Valbrenta. Sono state colpite 2 abitazioni, in un caso i proprietari erano usciti per andare all'ospedale San Bassiano per far visita a un conoscente, nel secondo caso invece una signora molto anziana di 90 anni che era uscita per andare a messa. Sindaco. Sì, queste sono le 2 situazioni che ovviamente in questo contesto destano preoccupazioni sostanzialmente per 2 motivi. Il primo, che in passato queste ondate normalmente coincidevano con il periodo natalizio e invece sembrano proseguire oltre tale periodo. Dall'altro lato, come si sa, un po' è anche il cambio di orario. Una volta questi tipi di furti avvenivano normalmente in nottata o nell'assenza delle persone, invece abbiamo visto che avvengono anche in situazioni in cui le persone possono essere presenti, e questo desta preoccupazione soprattutto perché ovviamente creano situazioni di contatto tra il soggetto che viene derubato e il ladro, e non si sa questo cosa possa innescare, nel senso che ovviamente le norme ci dicono che vale sempre di più la vita umana rispetto ai beni patrimoniali, ma nel momento in cui una persona si trova un ladro in casa non è facile presumere come essa si possa comportare. C'è un'idea tipo, ma poi bisogna fare i conti con la realtà, e per questo insomma sono situazioni che vanno assolutamente evitate, vanno evitate con l'attività importante che fanno le forze dell'ordine. Ne vediamo i risultati, lo vediamo con le telecamere, ma ovviamente serve un aiuto da parte di tutti i cittadini affinché segnalino ogni cosa che può sembrare ai loro occhi sospetta. Quindi massima attenzione. Voi non avete avviato ancora il progetto del controllo di vicinato, perché è un territorio anche particolare, un territorio molto diffuso, ma serve sempre ricordare ai cittadini di tenere gli occhi aperti e soprattutto segnalare alle forze dell'ordine. Come diceva anche lei, guai a farsi giustizia da sé. Sì, guai a farsi giustizia da sé, e poi avere quella cura, diciamo, che è molto veneta, anche delle persone anziane e sole, no? Che all'interno della comunità noi abbiamo avuto casi come questi, e quindi anche solo se si vedono delle persone sospette, segnalarlo a costo di sembrare invadenti, ma magari può salvare da situazioni sia pericolose che truffaldine, che comunque ricordiamo che nel momento in cui una persona, sia essa anziana o no, nel momento in cui subisce una certa situazione la soffre. Ringrazio il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli. Marta, la linea torna allo studio. Grazie a Monica Smiderle. Noi da Bassano del Grappa andiamo ora a Venezia con la politica. Abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, il senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto e candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. Questa sera alle 17:30 al Cinema Candiani ci sarà di fatto l'apertura della campagna elettorale appunto per la sua candidatura. Vuole parlarci un po' di come avete organizzato questo evento? Innanzitutto abbiamo anche la data del voto, che fino a ieri sera non c'era. Il governo ha stabilito che si voterà il 24 e 25 maggio, e quindi abbiamo una scadenza
ben precisa davanti a noi che potrà far delineare, dare ritmo a tutto il lavoro che stiamo facendo. Un lavoro che è già iniziato nelle scorse settimane, che ha già portato a varie iniziative, a vari incontri, anche di carattere pubblico, e che oggi vede, come lei ha detto, questo lancio ufficiale in un cinema a Mestre, in cui parleremo assieme a tutta la coalizione che mi sostiene della visione politica e dei programmi che noi abbiamo per fare in modo che Venezia torni a vincere e che una nuova stagione si possa realizzare all'insegno della partecipazione, all'insegna del lavoro e all'insegna di un rinnovato progetto che mette i cittadini al centro. Ecco, una coalizione molto ampia, quella che sostiene la sua candidatura, Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Lista Verde Progressista, Più Europa, Partito Socialista, Venezia è tua, Radicali, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista. Su quale terreno comune vi siete incontrati? Come lei ha detto, è un'alleanza molto ampia che innanzitutto si è ritrovata in un accordo politico e programmatico che mette al centro di Venezia e per Venezia un progetto di sviluppo, un progetto legato al lavoro, legato alla casa, legata al governo di alcuni fenomeni come il turismo, legato alla sostenibilità ambientale e alla giustizia sociale. Una coalizione molto ampia che si è ritrovata attorno alla mia figura. Questo è un fatto particolarmente positivo per me, una alleanza di forze progressiste, riformiste, ambientaliste e anche civiche, sostenuta da tante persone che studiano a Venezia, che lavorano e che ci vivono e che pensano che ci sia bisogno di una svolta e quindi hanno chiesto a me di assumere una responsabilità diretta candidandomi a sindaco. Ecco, quindi abbiamo la data delle elezioni, come lei diceva, 24 e 25 maggio per il primo turno, 2 settimane dopo per l'eventuale ballottaggio. Abbiamo il candidato del centrosinistra. Per il centrodestra abbiamo sentito un po' come ci siano anche delle difficoltà nel trovare la quadra sulla candidatura. Lei cosa ne pensa? Penso che stiano decidendo a Roma, contrariamente a quello che dicono non decidono a Venezia, decidono in tavoli romani. Penso che contrariamente a noi non abbiano quella necessaria coesione politica e programmatica e sia più una spartizione. Quello che decideranno lo decideranno, noi andiamo avanti per la nostra strada, sicuri che solamente con la nettezza delle nostre posizioni, con la chiarezza degli impegni che ci prendiamo rispetto ai cittadini, sapremo costruire la nostra proposta e dall'altra parte invece vedo sostanzialmente una continuità con l'attuale amministrazione di centrodestra che ha fallito su tante questioni, su tanti temi che riguardano Mestre e l'intera città. Ecco, quali sono le priorità su cui si concentrerà la sua azione amministrativa? Allora, innanzitutto c'è un problema molto grande a Venezia che riguarda l'abitare e quindi un piano casa che possa permettere di rimettere in circolo il patrimonio pubblico, di restaurarlo, di dare una risposta a tante persone che in questo momento non riescono a restare a Venezia e che magari vorrebbero tornare. Si tratta di avere delle case a disposizione non con affitti insostenibili e che permettano a Venezia di ripopolarsi. E poi c'è il problema del lavoro. Bisogna diversificare l'economia dal turismo pensando che ci sono anche altri tipi di economie e che si possa produrre un lavoro più stabile, meno povero, non legato solamente ai flussi turistici. Ancora bisogna risolvere il problema della sicurezza a Mestre, che si risolve non con gli slogan ma con politiche incisive
che facciano fare di più all'amministrazione comunale, dal punto di vista delle politiche sociali, dal punto di vista della rigenerazione urbana e naturalmente con il rapporto con le forze dell'ordine per il controllo e il presidio del territorio. Noi istituiremo di nuovo la presenza dei vigili di prossimità per dare ad ogni quartiere dei riferimenti precisi e un elemento di sicurezza in più. E lavoreremo perché ci sia più illuminazione, più verde, maggiore presenza di attività economiche e commerciali. E ancora il tema del ricucire Venezia e Mestre e di rigenerarla, proteggendola. Noi viviamo in un ambiente straordinario, in una città unica al mondo, con la laguna di Venezia, che non è lo sfondo di Venezia ma è il suo cuore, e quindi delle politiche ambientali che possano permettere di dare a Venezia una prospettiva, di continuare a vivere per i prossimi anni, di continuare a vivere come una città straordinaria, unica al mondo, una capitale europea che sa parlare al mondo. Ecco, lei accennava al problema della casa, il problema della residenzialità, che senz'altro è uno dei problemi più gravi, soprattutto proprio per il centro storico, che si sta sempre più svuotando di residenti, e a questo è collegato strettamente anche il fatto della mancanza di tutti quei servizi a servizio appunto dei residenti. Pensiamo ai negozi di prossimità che non ci sono più in centro storico, sostituiti da tutta una serie di attività ad uso e consumo del turismo, e quindi a tutta quelle serie di attività collegate appunto alla vita quotidiana dei residenti, che molto spesso spingono anche chi vorrebbe comunque abitare a Venezia a migrare altrove. Sì, c'è il problema dell'abitare, come lei ha detto, e della casa, che dovrà essere affrontato e risolto con delle politiche serie che l'amministrazione comunale uscente non è riuscita a fare. Poi c'è il problema dei servizi, che è l'altra parte dell'abitare, cioè bisogna dare dei servizi efficienti e qualificati perché le persone possano decidere di restare a Venezia, oppure molti studenti che si sono formati qui possono decidere di fermarsi perché hanno una casa e hanno dei servizi adeguati. E poi, come dicevo, c'è il fatto di produrre una nuova economia, e cioè nuove forme di lavoro legate a nuove attività, non solo il turismo, e penso naturalmente a tutto ciò che ha a che fare con l'artigianato artistico, che ha a che fare con la conoscenza, che ha a che fare con la tecnologia e l'università. Credo che queste siano le condizioni per fare in modo che si blocchi lo spopolamento e per affrontare finalmente, con una politica per la casa, per una politica di servizi efficienti e con una politica di nuovo lavoro che superi la monocultura turistica, ecco, penso che questi siano i fattori indispensabili per costruire una nuova stagione. Ecco Martella, per quanto riguarda un altro tema, le liste immagino siano ancora in corso di costruzione, diciamo, da parte delle varie forze politiche che compongono la sua coalizione. Poco fa, non so se lei abbia avuto modo di seguire anche la prima parte del nostro telegiornale, in collegamento da Venezia con la nostra Ilaria Marchioli, che stava affrontando la tematica degli insulti razzisti che sono arrivati alla Maria del Carnevale 2026, una ragazza di colore venezianissima. Il consigliere Giovanni Giusto, peraltro appunto giurato del concorso, diceva che nelle liste delle prossime elezioni ci saranno numerose persone che appartengono a delle comunità invece completamente estranee a quelle a quello che è il territorio, a quelle che sono le tradizioni e la cultura del territorio. Ovviamente il riferimento era alla vostra coalizione. Ma non so che cosa si riferisca a questo consigliere, per la verità, ma mi faccia cogliere l'occasione prima di tutto di esprimere la mia solidarietà a Martin e i miei complimenti per essere diventata la Maria di questo Carnevale di Venezia. A lei tutto
la solidarietà e l'affetto anche rispetto a questi insulti che ha ricevuto, che vanno condannati con la maggiore fermezza possibile. Lei, come ha detto, è venezianissima, è integrata nella nostra città, è un'espressione della nostra città e della sua cultura. Quelli che dicono cose diverse sono proprio, diciamo, fuori dal mondo. Per quanto riguarda le liste, come ho detto, come diceva lei, anzi siamo ancora in fase di costruzione e quindi vedremo come si comporranno, con presenze naturalmente molto ricche, molto competitive, che faranno essere le nostre liste delle liste aperte, attrattive, e vedremo come e in che modo eventualmente anche rappresentanti delle comunità straniere. Un'ultima domanda, Martella, sulla politica e sulla firma che c'è stata ieri della prima preintesa sull'autonomia, sulle prime appunto 4 materie. Potrà, come dire, portare dei benefici alla città di Venezia questo? Guardi, per quanto riguarda il percorso sull'autonomia differenziata, abbiamo avuto molte volte l'occasione di dirlo, è, diciamo, un percorso assolutamente vuoto che è stato già smontato dalla Corte Costituzionale e che dubito potrà avere degli effetti concreti sulla vita dei cittadini. Come abbiamo detto molte volte, non si tratta di essere contro l'autonomia, ma questa autonomia di Calderoli è stata proprio una cosa raffazzonata, sbagliata, più un'arma di propaganda che ormai è diventata peraltro abbastanza spuntata, piuttosto che qualcosa di reale e di concreto. Quindi qui vedremo cosa succederà, non penso che si migliorerà la vita dei cittadini veneti. Invece per quanto riguarda Venezia, noi abbiamo presentato, io personalmente, un disegno di legge che vede la possibilità di riconoscere a Venezia un rango costituzionale e quindi di passare dalla specialità che è prevista oggi ad una specialità ancora superiore, dando a Venezia un'autonomia legislativa e una potestà legislativa su tante materie, dal turismo alla casa, che potrebbero dare quella forma di autogoverno e anche di possibile trattenimento di parte delle risorse finanziarie nel nostro comune. Ecco, questo sì è un progetto concreto che potrebbe realizzarsi, di cui si sta discutendo in Parlamento perché è prevista l'istituzione di Roma Capitale, e anche Venezia, con la sua specialità e la sua unicità, potrebbe avere la possibilità di vedere riconosciuto questo rango costituzionale. Ecco, noi lavoriamo su questo perché questo credo sia un progetto serio e concreto. Grazie ad Andrea Martella, buon lavoro. Lo ricordiamo, oggi pomeriggio alle 17:30 al Cinema Candiani di Mestre l'evento di avvio ufficiale della campagna elettorale della coalizione di centrosinistra. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Ecco, noi proseguiamo ora con la cronaca, andiamo nel Vicentino. C'è stata un'aggressione nella piazza principale di Malo, un giovane è stato accoltellato durante un diverbio. Ci racconta cosa è successo Luisa Bertini. Erano da poco passate le ore 20 di martedì grasso, si erano conclusi da un paio d'ore i festeggiamenti per il carnevale e proprio qui in piazza Marconi a Malo sarebbe nata una rissa, un diverbio probabilmente per futili motivi, e durante la colluttazione è spuntato un coltello, sembrerebbe un taglierino, dove è rimasto ferito un giovane. Ad accorgersi del fatto il titolare di un locale che noi abbiamo sentito. Noi eravamo in una nostra serata per festeggiare il carnevale e ad un certo punto abbiamo notato che al di fuori del locale in piazza abbiamo iniziato a vedere del movimento strano e abbiamo subito fatto spegnere la musica e siamo andati a controllare. Tempestivamente sono arrivati anche immediatamente i carabinieri e praticamente c'erano delle risse in corso
Un ragazzo è rimasto ferito, voi l'avete anche soccorso, assistito? Sì, questo ragazzo qua l'abbiamo soccorso portandogli fuori una sedia in modo che aspettasse l'ambulanza. Quindi tanta paura? Sì, perché comunque non ti aspetti queste cose, è sempre brutto anche perché era un momento veramente di festa bella, gente felice che balla e ritrovarti dopo in una situazione così è spiacevole per tutti. Episodio le cui dinamiche sono tutte da ricostruire, sul fatto indagano i carabinieri e noi abbiamo sentito anche il sindaco Moreno Marsetti. È un fatto grave che con i carabinieri siamo in contatto per capire anche quali saranno i provvedimenti da attuare, però nulla a che fare con un grande evento che è l'evento del Carnevale di questa 102esima edizione, che si è svolta grazie a un progetto di condivisione e collaborazione tra associazioni e che ha visto il nostro centro storico riempito di tanti bambini, di tanti ragazzi, tutto in sicurezza. Ecco, ci sono tra l'altro tante telecamere in zona, in centro, quindi adesso saranno fondamentali anche per le indagini. Come siete messi per la videosorveglianza? La videosorveglianza monitora tutto il centro storico ed servirà sicuramente per le indagini. So che i carabinieri sono già quasi alla fine di questa indagine e stanno lavorando perché fin da subito sono intervenuti, possiamo dire, in tempi rapidi. Quello che dico è che questi gesti sono gesti che non solo feriscono una persona ma feriscono anche una comunità. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, restate con noi, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Ne parlavamo poco fa con il senatore Andrea Martella. È stata comunicata dunque la data delle elezioni regionali, sarà Election Day. In Veneto sono 38 le amministrazioni che andranno a voto il prossimo 24 e 25 maggio, dopo che il Ministero dell'Interno ha individuato le date ufficiali delle elezioni di primavera. Tra le sfide ovviamente spicca quella di Venezia, unico capoluogo di provincia al voto in questa tornata nella nostra regione. Nel veneziano andranno alle urne anche Cavallino, Treporti e Torre di Mosto. In provincia di Treviso l'altro grande comune al voto è Castelfranco Veneto, cui si aggiungono Silea, Ponte di Piave, Chiarano, Spresiano e Vidor. In provincia di Padova il maggior numero dei comuni al voto, 11, sono Albignasego, Anguillara Veneta, Bovolenta, Campodarsego, Carmignano di Brenta, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Due Carrare, Monselice, Pernubia e Sant'Angelo di Piove di Sacco. Nel Vicentino le sfide ad Albettone, Arcugnano, Arzignano, Cogollo del Cengio, Lonigo, Malo, Posina e Recoaro Terme. Nel Bellunese Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Gosaldo, Valle di Cadore, Vodo di Cadore e Zoppè di Cadore. Nel Veronese Colognola ai Colli e San Bonifacio. Infine nel Rodigino un solo comune al voto, Villadose. In tutto sono 7 i comuni sopra i 15.000 abitanti e 31 quelli sotto i 15.000. Per i primi, quindi quelli che hanno più di 15.000 abitanti, l'eventuale ballottaggio è previsto il 7 e l'8 di giugno. Ed ora andiamo a Padova. Non sono mancate le polemiche per il rinnovo della zona rossa con attivisti e sindacati che ieri sera hanno manifestato sotto la prefettura. Vediamo. Le zone rosse non risolvono i tanti problemi sociali. L'inclusione e la sicurezza si ottengono con il lavoro e le politiche sociali. La protesta sotto la prefettura di Padova del sindacato di base ADL Cobas e delle associazioni e attivisti dei centri sociali contro il rinnovo della zona rossa nell'area della stazione di Padova. Il presidio pacifico a poche ore dalla nuova ordinanza del prefetto che estende il provvedimento. Sono contrarie perché ritengono sbagliato l'approccio delle zone rosse, che hanno sostanzialmente degli effetti per lo più simbolici, volti a
creare, secondo noi, allarme sociale e non risolvono i problemi che si ripromettono di risolvere, problemi complessi, problemi sociali, problemi che conosciamo ma che devono essere risolti in altro modo. Come? Attraverso la prevenzione, attraverso l'inclusione e soprattutto attraverso il finanziamento di politiche sociali. La richiesta, fatta con striscioni e poi da una delegazione ricevuta dal prefetto Giuseppe Forlenza, è quella di stanziare più risorse per il sociale. I controlli in stazione e i provvedimenti di allontanamento non risolvono questioni come l'emergenza abitativa o quella occupazionale, hanno ribadito i portavoce di ADL Cobas. Noi diciamo che l'inclusione è un fatto importante, l'inclusione avviene ovviamente attraverso il lavoro, avviene attraverso i permessi di soggiorno, avviene attraverso la possibilità di avere una vita decente. Se poi andiamo a vedere che ogni 5 minuti ci dicono che manca manodopera, che mancano persone che lavorano, dobbiamo anche capire che sicuramente questo non è il metodo per trovarla. Il rischio è che le zone rosse diventino un luogo di marginalità e che il problema venga solo spostato e non risolto. Noi siamo qui appunto perché crediamo che le zone rosse siano un elemento che allontana le persone dalle zone in cui dalle zone principali della città, quindi la zona della stazione che è molto attraversata e le zone limitrofe dell'Arcella, che oltretutto da dati degli ultimi 4 anni sono le zone principalmente abitate da persone con background migratorio e migranti, quindi persone straniere. E torniamo ora nel bellunese Vajont. Si potrebbe tornare a utilizzarne l'acqua? C'è chi sostiene che è un luogo sacro in seguito alla tragedia del 1963, quindi è contrario ad ogni progetto. Altri invece ritengono che adesso potrebbe ridare anche qualcosa in termini di sviluppo. Sentiamo. Si può privatizzare l'acqua del Vajont. L'azienda friulana Welly Red, con sede operativa a Belluno, sta portando avanti in questo senso un progetto del 1996 che prevede una nuova centrale idroelettrica sul torrente. Io sono per il no sicuramente, perché quello è un luogo sacro, un luogo dove è successa una tragedia che ha toccato le nostre comunità in maniera indelebile, e quindi sicuramente sono contrario a qualsiasi tipo di sfruttamento, tanto più se esclusivamente privato. L'unica strada ipotizzabile sarebbe forse quella di un interesse pubblico, con una ricaduta sulla comunità locale, anche se l'impianto viene definito non necessario, perché produrre 1815 kW non soddisferebbe il fabbisogno energetico locale. Della centralina del Vajont se ne parla dal 1996 e ciclicamente torna in auge. Io mi ricordo che nel 2011, con anche l'allora sindaco di Castellavazzo Franco Roccon, il sindaco di Erto Luciano Pezzin, facemmo un incontro proprio qui in Centro Culturale a Longarone, dove ponemmo questo tema, e a quel tempo si parlava una sorta di partnership pubblico-privata, e devo dire che in quell'occasione la parte della popolazione era favorevole a questo tipo di progetto. Un sì alla centrale sul torrente Vajont arriva invece da Erto per bocca del sindaco Antonio Carrara, che sostiene che se, come dicono le carte, si tratta di 13.300 gigawatt anziché megawatt, l'introito per le casse municipali sarebbe ben maggiore. La scheda progettuale ricevuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia presenta un impianto che non avrebbe impianti collocandosi all'interno di un bacino imbrifero, di un lago e di un torrente che porta acqua al Piave, acqua che viene sfruttata dalle centrali dell'Enel, senza beneficio per il territorio, visto che attualmente arrivano solo 50.000 euro di sovraccanone idrico, mentre a 1 milione la cifra che la provincia di Belluno dovrebbe stornare ad Erto, a Cimolais, che ha un pezzo di territorio su questo versante, a Sappada per il Piave, a Caneva per le centrali che lavorano l'acqua e perfino a Sacile. Di questo 1 milione a Erto spetterebbero 360.000 euro, che la Regione permetterebbe di utilizzare in spesa corrente. A Treviso ora emergenza case e affitti alle stelle, il comune lancia un nuovo piano per l'abitare. Sentiamo. Quello che il comune di Treviso decide di non percepire come onere o di consentire come ampliamento volumetrico o di destinazione d'uso, il soggetto che ne beneficia lo riversa sull'utente finale, cioè su colui che acquista o assume in locazione quell'abitazione.
Questo è il principio che regola il nuovo piano comunale per l'abitare presentato a Casugana con l'obiettivo di rivolgersi a giovani e famiglie soprattutto del ceto medio, e questo in una fase storica segnata da prezzi alti, altissimi, spesso proibitivi. Il diritto alla casa per noi significa aver riscritto le regole del gioco in quelli che sono i limiti di un'amministrazione comunale. E proprio in questi limiti si muove il provvedimento, che introduce una nuova scala di riduzioni dei contributi di costruzione, agevolazioni che arrivano fino al 50% per la prima casa, si incide anche sulle volumetrie e sui relativi crediti edilizi. Un soggetto che ha una proprietà propria può venire in Comune di Treviso, chiederci di poter aderire al progetto Abitare Treviso e realizzare il suo edificato beneficiando degli sgravi fiscali e delle agevolazioni di natura urbanistica. C'è poi una seconda via che prevede l'istituzione di un fondo ad hoc con il coinvolgimento di fondi immobiliari etici. Non si esclude la stessa Cassa Depositi e Prestiti. Qui la partita riguarda da vicino il tema della rigenerazione urbana con caserme, ex scuole, aree dismesse. Il Comune di Treviso mette un immobile che può generare 80-100 appartamenti, vengono reperiti da dei finanziatori i finanziamenti per costruire questi 80-100 appartamenti. Questi appartamenti vengono messi sul mercato per la vendita o per la locazione. Dalla vendita e dalla locazione vi sarà la remunerazione di coloro che hanno investito nel fondo. Obiettivo in ogni caso calmierare i prezzi riducendoli per l'utente finale del 20-30%, arrivando ad affitti medi per una metratura di 100 metri quadri di 800 euro mensili contro gli attuali 1200-1300. In caso di vendita la stima è di 2200 euro al metro quadrato. Numeri e proiezioni ora attesi alla prova dei fatti. La delibera dopo un passaggio in Consiglio Comunale diventerà presto effettiva. E sulla questione casa sentiamo come la pensano le opposizioni in Consiglio Comunale a Treviso. La gente comune, normale, con stipendi da 1.500 euro non ce la fa neanche a prendere le case in affitto. L'emergenza è tanta, noi da tempo chiediamo in Consiglio Comunale risposte concrete. Adesso studieremo quello che ha presentato oggi De Checchi, ma se gli affitti non vengono abbassati a 400 euro al mese e gli acquisti delle case vengono abbassati a circa 150-200 mila euro, perché è anche difficile avere i mutui, credo che Treviso rimarrà sempre un affitto turistico e sarà sempre più difficile vedere le famiglie in centro storico, che sono quelle che fanno vivere la città. Così Antonella Tocchetto, consigliera comunale di Treviso del Partito Democratico. Negozi e famiglie ora mancano da Treviso. La città si sta spopolando ed è morta proprio perché bisogna che in centro riportiamo le famiglie medio-basse, uso anche questo termine, che possano vivere in un contesto urbano di centro storico. Emergenza casa è un problema annoso che non tocca solo Treviso ma i comuni della Marca. La richiesta rispetto a qualche anno fa è aumentata a dismisura, per cui le risorse sono sempre quelle e quindi si rischia di non poter dare risposta a tutte le domande che ci sono. Case troppo care da acquistare, affitti troppo alti da sostenere. Anche i comuni hanno avviato una serie di iniziative per supportare le famiglie a cercare un'abitazione. Le amministrazioni stanno facendo di tutto e di più, ma già da un bel po'. Io potrei fare l'esempio di Spresiano, che aiuta in caso di alloggi non popolari né di ATER, aiuta magari versando le 3 mensilità di caparra a chi va in cerca di casa. Il problema è che soprattutto nel post-Covid le affittanze si sono ridotte drasticamente, vuoi perché il proprietario di casa ha paura di rischiare nuovamente un blocco degli affitti e quindi ritrovarsi con un pugno di mosche in mano, vuoi anche perché oggettivamente c'è stato una nuova ripresa dell'attività immobiliare che da un certo punto di vista ti permette magari anche di speculare un po' di più. Ecco. Il nuovo piano dell'abitare verrà studiato ora dalle opposizioni per capire se possa dare delle risposte vere e veloci a quelle famiglie che da tempo cercano un alloggio.
Riduzione del personale di circa il 30% e contrazione degli spazi di vendita per oltre 1000 metri quadrati è la situazione del punto vendita Coin di Mestre, al centro di una riorganizzazione che ridisegna presenza e attività commerciali nel cuore cittadino. Il ridimensionamento riguarda sia l'organico sia la superficie destinata alla vendita, con ricadute sul servizio e sull'offerta complessiva del negozio. Scelta all'attenzione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che chiedono chiarimenti sulle prospettive occupazionali e sul futuro del punto vendita mestrino, vista la decisione dell'azienda di chiudere punti vendita in Italia, tra i quali a fine luglio l'Excelsior di Verona. Quasi 150 persone tra dipendenti diretti e indiretti, tante le persone che con la crisi della idro nel bellunese rischiano il posto di lavoro. Idro, una situazione complessa e preoccupante per 150 lavoratori che rischiano di perdere il posto. La multinazionale proprietaria dell'impianto ha intenzione di lasciare Feltre, un sito che è una sorta di città nella città e che fa parte della storia e della crescita stessa di Feltre. Inutili sin qua le iniziative prese tanto dal mondo politico come da quello sindacale, con cui facciamo il punto della situazione. Ieri abbiamo avuto un incontro con l'azienda alla quale ci ha informati della volontà di ripristinare le attività attraverso la riparazione dei danni subiti per i 2 incendi, ma con tempi molto lunghi. Vogliono nominare un perito, vogliono riattivare la linea alta tensione senza provvedere a una linea alternativa che potrebbe garantire comunque la ripresa seppur parziale delle attività. I tempi saranno lunghissimi perché hanno chiesto dei preventivi e delle ditte specializzate per il ripristino di tutti gli elementi che sono andati bruciati, e quindi la prospettiva è che lo stabilimento rimanga chiuso minimo 8-10 settimane. Le conseguenze di questo sono che i lavoratori sono posti in cassa integrazione con una retribuzione ridotta al 60-65%. Abbiamo chiesto a Idro di integrare la cassa integrazione, quindi di provvedere a un'integrazione al 100% delle retribuzioni. La risposta è stata negativa. Per noi l'atteggiamento di Idro è strumentale. Da un lato si prende tempo, tanto i volumi e le matrici vengono spostate, quindi si garantiscono comunque i rapporti con i loro clienti, dall'altro i lavoratori sono in cassa integrazione senza nessuna integrazione, e quindi per noi questa è una soluzione intollerabile e insopportabile. L'unica speranza è che l'advisor individuato da Idro trovi qualcuno interessato a subentrare in un'attività che, peraltro, solo l'anno scorso era finita in passivo, mentre aveva prodotto redditi in tutti gli anni precedenti. Le Olimpiadi, ora il pattinatore vicentino Davide Ghiotto ha conquistato l'oro con gli azzurri nell'inseguimento a squadre contro gli Stati Uniti, campioni in carica, e nella frazione di San Gottardo, dove il campione vive. Ormai l'entusiasmo è contagioso e si stanno attivando tutti i preparativi per il suo rientro a casa. Bravo Davide, grazie. Ci hai fatto sognare e abbiamo sognato bene. Grazie. Io conosco Davide da quando era, diciamo, un po' piccolino, e lui era proprio il trascinatore della squadra, meritata comunque, anche perché dopo i 5.000 e i 10.000 che non è proprio andata benissimo, e finalmente è arrivato, perché dopo tanto allenamento ci vuole anche la soddisfazione della medaglia. Sì, ho visto la gara, bellissima, siamo felici. Io, che non sono una tifosa per niente, ma mi sono commossa, sono stata felicissima, ho applaudito, sono andata a applaudire in giro per il paese, mi sono trovata ieri sera qua davanti ai fuochi d'artificio, ho continuato a fare festa tutto ieri pomeriggio. Sì, siamo onorati per questo, siamo onorati, anzi diciamo che è un personaggio che è molto umile, fa il suo lavoro, abita a 50 metri da casa mia e ogni tanto lo vedo che va a allenarsi, ci si saluta, ecco, lui fa il suo lavoro e va via in bici, corre. Ha avuto una bella gara, ecco. Ci speravamo fino all'ultimo. Temevamo un po' l'America, ma alla fine insomma ci ha onorato della sua vittoria. Ci teneva tanto, è andata bene, sono stati bravi, gli facciamo ancora i complimenti, e noi qua, il nostro paesino è tutto orgoglioso
per aver visto un campione che vive a San Gottardo e ci rappresenta tutti quanti. Per noi è stato veramente una soddisfazione. Adesso faremo una festa e faremo una bella festa assieme. Ok Davide, ti aspettiamo. Ciao, bravo. Chiuderà domenica prossima 22 la mostra su Giovanni Segantini, in corso a Bassano del Grappa, grandissimo e inatteso il successo di pubblico con oltre 100.000 presenze in 4 mesi. È andata ben oltre le aspettative la mostra sull'opera di Giovanni Segantini. Inaugurata il 25 ottobre al Museo Civico di Bassano, ha superato la quota di 100.000 visitatori. In realtà no, mi aspettavo un ottimo risultato, ma sicuramente questo è un traguardo oltre le aspettative che ci rende incredibilmente felici, anche perché la mostra non è solo molto visitata, ma anche molto apprezzata. È una delle mostre dell'anno. Davvero una grande soddisfazione per come è stata ideata inizialmente, per come poi è stata organizzata e ben comunicata, quindi davvero un grande lavoro di squadra, e i risultati, quando il lavoro di squadra c'è ed è solido, si vedono. Fondamentale è stato il lavoro del comitato scientifico e il supporto del personale, delle guide e dei volontari. Dopo il successo con Brassai e ancor di più con Segantini, si guarda già al futuro. A breve vi annunceremo la prossima mostra che sarà ospitata ai musei civici il prossimo autunno, e quindi andremo ad accompagnare i mesi autunnali ed invernali con un'altra mostra che sicuramente porterà in città tanti turisti e visitatori. In questi ultimi giorni di apertura le prenotazioni riempiono tutti gli orari di visita dal mattino al pomeriggio. Molti visitatori sono tornati più volte, vengo spesso fermata proprio per dirmi che la mostra è speciale e che sono tornati più volte a visitarla perché lascia loro delle sensazioni veramente importanti. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri TG. Grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento è con il meteo e le previsioni del tempo sul nord-est. Buon pomeriggio.